tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Pizza Ricetta. In questo video vi spiegherò come preparare una pizza alla parmigiana di melanzane, uno dei piatti più buoni della cucina italiana, perlomeno uno dei miei preferiti. Per cominciare avrete bisogno del solito pomodoro pelato, salato, di una melanzana grigliata, potrete grigliarla nello stesso forno in cui preparate le pizze. Provola o scamorza affumicato è un'alternativa della mozzarella. Il solito mix di parmigiano reggiano e pecorino romano, tanto basilico ed olio. Per quanto riguarda la preparazione, adagiate il disco di pasta sulla padella e provvedete ad aggiungere il pomodoro, ma meno rispetto al solito perché in questo caso lavoreremo a strati. Dopo il pomodoro passate alle melanzane che ho tagliato in questo caso a rondelle perché è stato più semplice grigliarle nel forno in cui ho preparato precedentemente le altre pizze. Una volta riempita la pizza con le melanzane, passate al pomodoro sulle melanzane, in modo tale da ricoprirle, e poi passate alla provola. Quindi una volta riempita la pizza con la provola, date un'ultima passatina di pomodoro, ma giusto un pochino, giusto sulla provola, perché altrimenti diventa difficile da cuocere. Il mix di parmigiano e di romano, ed infine il basilico, olio come al solito, ed inizia la cottura vera e propria. Qui do una controllatina ed è l'ora di metterlo nel forno. Parte la solita cottura, l'acqua sul fondo in modo tale da creare il vapore per rendere la pizza più morbida. Controllo sotto, giro. In questo caso ho ridotto le tempistiche del video. La pizza viene cotta nei soliti 90 secondi, forse una decina di secondi in più per asciugare l'acqua della provola e il pomodoro in eccesso. Ed eccola qui, la pizza alla parmigiana. Vedete? Vi assicuro che è profumatissima ed è ottima e assomiglia davvero ad una parmigiana di melanzane. Grazie e al prossimo video.